Allora, mi sentite tutti? Beh, abbiamo anche il microfono quest'anno, è meraviglioso, no? Perciò oggi, prima di tutto, farò una roba personale. Voglio fare oggi è il 26 di maggio ed è nato mio figlio 21 anni fa, è molto importante, in Belgio che siamo sempre un po' indietro, no? A 21 anni diventiamo maturi, pare che la maggiore età a 21 anni da quelle parti lì, perciò speriamo che porta il suo frutto, insomma. Buon compleanno Piero, non so dove è andato a finire, ma sarà da qualche parte qua. Dopo, adesso ovviamente dovrò ringraziare, sarò forse un po' lungo perché devo dire che quest'anno è stato un po' un anno di rottura, nel senso che Arte in Bosco ha ricevuto veramente degli aiuti importanti e farò adesso un po' di elenco. C'è prima di tutto la Regione Veneto, c'è anche il Lions Club di Sesto Areghena, che ci hanno aiutati in modo molto importante, ma anche l'emisfero di Fiume Veneto, dove ne parleremo dopo. C'è una mostra attualmente in atto di cui ne parleremo dopo eventualmente. C'è ovviamente la ditta Bortolussi Catering che ci offre, vedrete dopo, una porchetta. C'è la Friuladria, la banca Friuladria. C'è la ditta Menardi, non Mainardi ma Menardi, lo dico bene stavolta, che nel suo piccolo, nel senso che siamo in un piccolo paese, però la Menardi è una ditta di eccellenza nel campo della ceramica, che ha una udienza nazionale ma anche internazionale. E grazie alla ditta Menardi ci sarà una serata dedicata al fotografo Pierpaolo Mitica. Il 22 giugno sarà sponsorizzata da questa ditta. Il 22 giugno, non so ancora se sarà su questo prato o eventualmente nella mia proprietà, faremo questa serata dedicata a Fukushima, le foto dedicate al problema nucleare di Fukushima. Ovviamente c'è anche il medico dottor Serodi, che anche lui ci ha dato una mano per realizzare questo Arte in Bosco 2012. Nel gruppo per creare Arte in Bosco devo ringraziare anche chi ha veramente partecipato manualmente, anche psicologicamente, intellettualmente, ossia un gruppo di amici che piano piano, ciascuno rimanendo indipendente, però ha mescolato le proprie competenze, dal computer a chi si occupa del web, chi si occupava del contatto con i fotografi, eccetera eccetera, e sono prima di tutto Giorgio Zuppichin, che è questo signore qua accanto, che è veramente molto efficace, Luigi De Zotti, che ha creato un corso di fotografia che si chiama TIFF, di altissimo livello ma anche per inizianti qua nella zona, perciò anche qua abbiamo dei corsi di eccellenza nella programmazione, nell'apprendimento della fotografia. C'è ovviamente Stefano Consolare, che è un po' il nostro mago del web, ma che anche lui ha partecipato alla mostra dell'emisfero. Davide La Barbera, non lo vedo. Ah, c'è? Non so, ha una bella stazza, non so perché non lo vedo. Comunque qua anche lui ha partecipato in quanto architetto specializzato nell'elaborazione dell'immagine. E c'è anche Gorgato Andrea, che è un po' sottotono questa volta, però è sempre lì per dare una mano. E ovviamente c'è, per fortuna una volta tanto, Terry Petterle, la prima donna del gruppo, non so dove è scomparsa, ma è molto efficace anche lei, non so dove sarà, da qualche parte qua, veramente molto efficace. Grazie Terry. Terry Petterle. Ah, ma le darò tutto dopo, non si preoccupi, faccio un elenco. Ovviamente arrivo... Chiamali fuori tutti dopo, gli autori. Aspetta, gli autori, adesso arrivano gli autori. Come fotografi quest'anno abbiamo il lusso di avere Knut Maron. Knut Maron è stato il mio insegnante nel lontano 93 ad Arles ed oggi è considerato il più grande fotografo di paesaggio tedesco. Non parlo più di tanto perché sennò finiamo domani. C'è anche Richard Lucas, che è il fotografo ufficiale della Legione Straniera. Lucas si trova da quella parte lungo fiume, Maron si trova qua dietro davanti a me, diciamo, le foto. C'è tre grandi fotografi italiani, c'è Roberto Custerle, forse non ha anche bisogno di presentazione, con Euro Rotelli,
e anche Roberto Salvitani, che direi quasi cronico, perché è bravo e ci spinge sempre a fare. Non è qua adesso perché a Pordenone impegnato con Zani in un'altra mostra, ma adesso che arrivava stasera mi ha chiesto di una pila perché voleva vedere la mostra alla luce di notte con una pila, ha detto. Marco Bettini è un fotografo toscano che adesso abita dalle parti di Aviano, mi sembra, da quelle parti lì, Magnago più esattamente, ed è il fotografo che si trova verso est, e lui ha fatto un grosso lavoro a livello, diciamo, del colore. Ecco, dopo c'è Zuppi King e ci sono io. Adesso vorrei però dedicare questa mostra a una persona che infatti doveva essere qua, quasi al posto mio, che purtroppo ci ha lasciato poco tempo fa, ed è l'architetto De Rocco. Lui doveva presentare l'importanza di Arte in Bosco e del parco per Goldara nell'ambito, diciamo, di questa festa che facciamo oggi. De Rocco l'ho conosciuto 20 anni fa, e quando la prima volta è venuto qua mi ha detto: stai facendo qualcosa di importante. Ho fatto sì, abbiamo fatto con l'associazione Parco Goldara qualcosa di importante, però senza De Rocco sicuramente poco, non dico poco, ma molto meno sarebbe fatto. Dobbiamo dire che tutta la strategia botanica di quel luogo che vedete qua è dovuta a De Rocco. È lui che ha detto di mettere un albero di questo tipo qua accanto a un altro. Non è che queste cose che vedete sono cresciute da sole così, no, c'è tutta una strategia. E lui era il più grande architetto del paesaggio, ed è grazie a lui che questo parco è nato in questo modo, con questa strategia botanica. Purtroppo l'architetto è scomparso una quindicina di giorni fa, ed è lui che doveva perciò dedico più che volentieri questa edizione 2012 a questo architetto, e mi impegno quest'autunno, al momento propizio, di piantare una quercia in sua memoria. Dopodiché vorrei parlare un attimo del GATS, il gruppo del GATS, ossia il gruppo che diciamo, ha deciso di fare fotografie in questa zona e di dedicare le sue forze a fare fotografie nei luoghi dove non è consueto fare, che sia in un bar, che sia in un locale qualunque, e ovviamente in questa zona qua, e grazie a questo piccolo gruppo di cui fa parte di nuovo Zuppi King che facciamo questa mostra. Accanto a questo c'è il TIF, come ripeto, che insegna fotografie e che ci ha dato una grossa mano. Ringrazio adesso particolarmente anche perché, non ho paura di dire, è la prima volta che succede e mi fa molto piacere, abbiamo una rappresentanza del comune di Gruaro nelle veste dell'assessore alla cultura, la signora Fagotto, l'avvocato Fagotto, e questo ci fa molto piacere perché è impossibile che una qualunque azione di un privato, di un'associazione, prenda veramente piede in una zona dove le autorità politiche non sono accanto. Perciò spero che questa vicinanza, che si è concretizzata oggi, andrà avanti nel futuro, perché veramente il Goldara e Gruaro in particolare ha tutto da guadagnare, e io la ringrazio personalmente e spero che tornerà, se ha un impegno, tornerà a vedere più in dettaglio. Gli autori, ah sì, possiamo anche vederli, perché si nascondono. Vedo Euro qua, vieni Euro, e dov'è Roberto Custerle? Qui dietro. Una foto di Vieni qua, Roberto Custerle. una foto di gruppo. Manca Salvitani, manca Bettini, ma comunque almeno Custerle, vieni qua, dai Roberto. Euro. Dai che le mettiamo su Facebook. No. Allora, volevo dire che questi autori che sono di livello internazionale... Dov'è Euro? Oh Euro, vieni qua. Ah, eccolo qua Bettini. Ecco qua anche. Vieni qua. No, cercavo di convincere che è un... Perché? Si vergogna. Si vergogna. Euro, non facciamo se non ci vieni, dai. Ecco qua. Volevo dire che questo Festival di Arte in Bosco nasce su un principio molto importante. Questi autori che vedete, Rotelli, Bettini e specialmente anche Custerle, sono degli autori che sono visibili quasi sempre solo nelle mostre importantissime
nelle riviste, nei libri, nei musei della fotografia. Perciò noi abbiamo avuto la loro fiducia nel vederci concedere i loro file pesanti per stampare le loro foto, le copie ovviamente, su dei file del Forex, che è questa plastica che resiste alle intemperie. Perciò quello che vedete qua in questa mostra sono delle foto che difficilmente potete vedere andando in giro così, è proprio una prova di fiducia e una volontà, grazie a loro, di propagandare la qualità fotografica nei confronti di persone che magari non hanno una preparazione particolare. Perciò vi ringrazio tantissimo perché è veramente importante. Ecco, adesso penso che ho finito.